vieni su, vieni. Saluto quelli della Digo scamuffati da spettatori, grazie di essere venuti. Signori, è fantastico quello che sta succedendo, io non lo so, ma ogni tanto aumenta la gente, io giro con col quel camper lì, mi avete riempito di tutto, c'ho qualsiasi cosa, c'ho una pool di seppie, c'è salami, tutti i miei rimborsi elettorali ce l'ho lì dentro. Signori, sta succedendo qualcosa, ora io vorrei tranquillamente stare tranquilli. Ciao bambina, sei il nuovo sindaco, vieni. È un po' giovane ma farà della strada, è vero? Noi ti dobbiamo, come ti chiami? Quanti anni hai? 5. Noi ti dobbiamo veramente, ti dobbiamo ringraziare tutti perché ci pagherai il debito tu, i tuoi figli e le tue generazioni. Grazie di averlo portato. Grazie. Signori, allora noi siamo qua, siamo circondati adesso dalle televisioni, si sono accorti che esistiamo, adesso vengono per carpire magari una frase, una brutta parola da fare i titoli, magari aspettano che io faccia quelle mie espressioni solite, tipo così, ecco te la faccia così, almeno vai a casa, così farai un titolo, affidereste il paese a questa persona. Signori, le stanno tentando tutte, ci depistano le piazze, non ci danno la corrente, sbagliano le date, c'è tutto, ma una cosa così c'è qualcosa che non è tipica, scusate, non è tipica di un... mi fate silenzio per favore, mi fate silenzio, ti giuro, perché ho bisogno adesso di fare una roba, vi ringrazio. Allora, succede che loro non hanno a che fare, non sanno che cosa hanno a che fare. Questa piazza qua, ho già parlato con la questura, ha detto che ci saranno almeno 100-110 persone. Quindi, questa piazza qua si amplifica con i nostri social network, noi siamo un'idea, questa gente è una parte di voi messa lì. Non c'è diversità tra voi, potevi esserci tu, ci sono loro, ma è la stessa cosa, sono cittadini che fanno un lavoro sporco per voi. Allora, qui sta succedendo che questa piazza, siamo sui social network, allora questa piazza si amplifica, siamo in diretta streaming, siamo con che televisioni siete voi? Tele Gorizia, quindi siamo anche 100-150 in più. Quindi... Allora, noi abbiamo i network, abbiamo Facebook, siamo 800.000 su Facebook che stanno seguendo le nostre cose, il nostro programma, loro 800.000 e ognuno ha 50 amici, 800 per 50 fa 40 milioni, più ci metti gli altri social network, che è Twitter siamo 500.000, poi sul mio blog abbiamo 250.000 persone in ingresso tutti i giorni, siamo milioni dall'estero che guardano, osservano, criticano, ci abbracciano, ci vogliono bene, 40 milioni, e questa gente non sa che cosa gli sta capitando. E questi qui cercano di fare delle cose, non si capisce che cosa. Allora adesso vogliono fare un nuovo movimento, si sciolgono i partiti, hanno capito che sono finiti, allora fanno il PDL 2.0. Berlusconi è venuto fuori, Dio, sembra preistoria, è vero. L'ho visto al Milan, al partire del Milan, sembrava senza trucco, sembrava il papà, suo padre, vecchio, morto, e adesso cercano di fare questo movimento che chiameranno, non lo so, e dicono che sarà un movimento sciolto, liquido, una diarrea che avvolgerà o cercherà di avvolgere. È finita, ma è finita perché è finito questo paese, è questo che mi rende disperato. Sei l'unico ad applaudire, stai fermo, aspetta. Allora io arrivo con quel camper lì che non so chi me l'ha comprato, ma voglio capire chi l'ha pagato. Sono un comico inconsapevole. E
buffone, mi stanno offendendo da tutte le parti, mi dicono che sono... ma ha detto di tutto, basta scegliere. Sono Gabibbo misto al Bossi prima maniera. Ora il Bossi prima maniera magari posso somigliare perché era uno straordinario, girava con la maglietta, con la canottiera, gridava a Berlusconi sei un mafioso, facci vedere dove hai preso i soldi, avevano banchetti, era veramente una roba incredibile. Poi si è mischiato, è entrato nel sistema, come tutti, il sistema dei soldi, dei contributi, allora soldi di qua, investiti di là. Allora metti i tuoi dentro le municipalizzate, metti dentro le SPA, fai nelle banche e allora si è sciolto così, si sono sciolti tutti, adesso cominciano a capire che la gente non ce la fa più e allora cercano di dire ma i rimborsi elettorali forse potremo dare indietro l'ultima rata. L'ultima cosa? Ma lo sai che... ma c'è il cassiere del PD, ma perché non stanno zitti? Il cassiere del PD ha detto, ma io a dare indietro i rimborsi elettorali non posso, io l'ho già spesi ancora prima di riceverli. Ha detto siamo sotto 40 milioni, è sotto 40 milioni, come fa a spenderli prima di riceverli? Vuol dire che va in banca e glieli scontano, alla banca gli sconta dei soldi che non sono i suoi e li spende prima, te non ti danno due schiaffi se vai in banca. Ma che mondo alla rovescia è questo qua? Che cos'è? E allora questo ABC, questi qui che si riuniscono nella sala da tè, con questo Rigor Montis, che è un esorcista mandato lì dalle banche a fare il lavoro più sporco, sono questi che prendono il tè, parlano Italia cresce, Italia va, teniamo sotto, senti cosa ha detto, teniamo sotto controllo il tasso dei suicidi che deve rimanere sotto quello della Grecia. Ma c'è da toccarsi i coglioni con questo. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? E adesso si accorgono che la gente non accetta più che i propri soldi vanno a finanziare questo castello di carte inutile. E allora vogliono, allora la triplice, questo Alfano che gira, fa campagne, girano tutti, ma nessuno viene sul palco qui in mezzo a voi come faccio io, nessuno. Nessuno arrivano, si fanno scortare dalla polizia, entrano in un ristorantino, in una saletta, o vanno nel comune, sono in 10 che si guardano così, e dicono, lei cosa è venuta a fare? Non lo so, sto un po' qui. Alfano, questo qui, che ha uno sguardo, due occhi che se lo guardi, ti viene la labirintite, sembra il nipote del tenente Colombo. Ha detto che vuol fare il partito degli onesti. Il partito degli onesti, ma perché non stanno zitti il 60% dei condannati nel suo partito? E quell'altro, ABC, c'è Bersani, Bersani che è quello che diceva il nucleare di quarta generazione sicuro esiste, è quello che diceva l'acqua, ma l'acqua è pubblica, piove, è di Dio l'acqua, è di Dio, viene giù, evapora, va su, viene giù, evapora, va su, è di Dio. Ma se in mezzo ci mettiamo una multinazionale che la gestisce, non facciamo mica un peccato mortale. Andatevelo a sentire. La Veolia voleva far gestire l'acqua alla Veolia. Infatti abbiamo fatto il referendum, 27 milioni contro l'acqua privatizzata, non è successo niente. In tutti i comuni dove c'è il PD non è successo niente. Niente! Hanno fatto finta. Adesso abbiamo capito chi sono. Erano i soci. E io devo essere offeso da uno che mi dice che io sono il Gabibbo, questo D'Alema, questo dopo, questo finto intellettuale che esce, che ha 20-30 anni, che è lì a 20.000 euro al mese, e io sono il Gabibbo. Ma aspetta, quello lì che io me lo ricordo, è quello che con il suo governo ha dato le 3 televisioni di concessione a Berlusconi in cambio dell'1%. Io me le ricordo quelle cose lì. Ha fatto comprare a debito la Telecom, l'ha fatta comprare lui a debito con 40 miliardi di euro. La Telecom è stata smembrata di tutte le attività sociali che aveva, le attività contigue, gli immobili, neanche le automobili, hanno smembrato tutto. Si sono divisi i soldi, Tronchetti Provera vari, sono scappati, hanno lasciato un cadavere senza nulla, e il debito c'è sempre perché si sono fatti i dividendi, non hanno coperto il debito con i dividendi. Questo è il D'Alema che era socio di Berlusconi, poteva mandarlo a casa. Se fossero andati a votare lo scudo fiscale tutti insieme la sinistra, crollava il governo Berlusconi.
Berlusconi, non ci sono andati, il giorno dopo hanno fatto la manifestazione contro Berlusconi, ma vi ricordate, no? Le prese per il culo, e hanno fatto la legge più schifosa di questo paese. Lo scudo fiscale, hanno sanato col 5% i capitali della mafia, dell''ndrangheta, della camorra, col 5% di tasse hanno sistemato tutto. E i piccoli imprenditori si ammazzano perché devono pagare il 55 e il 60%. Questo è un paese finito. E allora, e quest'altro dell'UDC, l'Unione dei Carcerati, questo Casini, che sembra l'Anthony Perkins delle vecchie mignotte, che rassicura. Dobbiamo cambiare, fare un partito sincero, di sincerità, di trasparenza. Lui, che quando stavano mettendo sotto inchiesta Cuffaro per mafia, lui andò in televisione, ve lo ricordate? Perché non abbiamo memoria, la televisione non ha memoria, la rete c'ha tutto. Allora andò in televisione e disse: se arrestano Cuffaro per mafia io mi dimetto, l'ha detto in televisione. Quando hanno arrestato Cuffaro è andato in televisione e ha detto: che coraggio quell'uomo lì ad affrontare. Ma lo capite chi sono? Sono finiti. E fanno fare il gioco sporco a questo contabile preso dalla JP Morgan, un bocconiano che fino a 6-7 mesi fa i bocconiani, gli economisti, avevano detto che la crisi era alle spalle, se vi ricordate, era il pessimismo, dovevamo consumare, vi ricordate? I ristoranti pieni, le villeggiature piene, ve lo ricordate sì o no? La lucina, si comincia a intravedere la lucina in fondo al tunnel. Cazzo, era un rapido che ti veniva in faccia, l'avrebbe capito anche un bambino, ma il bocconiano no, è venuto a fare il lavoro sporco, 1 più 1 fa 2, 1 più 1 fa 2, se 1 più 1 fa 2 e questo 2 contempla lo smaltimento di tutto lo stato sociale, a lui non le riguarda, è il contabile spietato, lui fa solo quello. E noi ci stiamo vendendo pezzi della nostra terra, della nostra sovranità popolare, la sovranità nazionale, per questa gente che non riesce a capire più dov'è, che cosa fa. Gli esodati, la Freniero con gli esodati conta che non sono 70.000 ma sono 350.000, sono quelli 5 anni che non prendono né pensione né stipendio, si accorgono, fanno 2 conti che non ci sono i soldi, allora la Freniero dice ma no, allora devono essere riassunti dalle aziende. Hanno chiuso le aziende, non ci sono più. 145.000 aziende hanno chiuso in questi 3 mesi. Vuol dire che in campo anno sono 600.000. Non ci sono neanche 600.000 piccole e medie industrie in Italia. Stiamo scomparendo per questo cazzo di debito che ci strangola. Questi bevono il tè e noi incassiamo 450 miliardi di tasse. Bene, 1/4 vanno a pagare gli interessi su un debito che hanno creato loro, non noi, loro. Non puoi essere strozzato e non esci. Continuano a stampare botta, a stampare CCT, il Ministero del Tesoro, e obbliga le banche a comprarlo. Il nostro debito non è in mano a noi. Il nostro debito per l'85% è in mano alle banche, di cui la metà 3 banche straniere, i francesi, gli inglesi e i tedeschi. E non puoi neanche fare nulla. Allora noi stiamo deperendo finanziariamente, diventiamo sempre più poveri e aumenta il debito. Tremonti ha aumentato il debito, con questo qui aumenta di nuovo. Aumenta sempre, aumentano gli interessi, vendono i bot al doppio degli interessi, vuol dire che il prossimo anno dovremo pagare non 100 ma 130 miliardi di euro sugli interessi. Diventiamo sempre più poveri, le aziende chiudono, come fai a pagare le tasse? Il prossimo anno non c'è più niente. Aumentano la benzina, ma la benzina c'è un punto di non ritorno, poi la gente non va più in macchina. Non si incassa più, continua a aumentare il debito e siamo dentro, strangolati, non puoi uscirne. Perché se fossero le banche, come fai ad andare dalla banca e dirgli senti, diminuiamo un po', blocchiamo, congeliamo un po' il debito, diminuiscimi il tasso? Non puoi perché c'è l'euro, siamo fuori, non abbiamo neanche la sovranità monetaria, ma siamo già fuori dall'euro, abbiamo già perso il 30 al 40% della nostra economia di quando siamo entrati, siamo prigionieri di questi bevono tè.